l'assessore De Bertis, ci siamo sentiti anche ieri per la questione Romea, ferrovia, si sta lavorando anche su questo. Qualcuno dice che per la Romea siamo fermi, no, abbiamo fatto le conferenze stampe anche in regione, non si è fermi, si sta riprogettando completamente il nuovo tracciato di variante all'attuale Romea, quindi non siamo fermi. Ecco, io mi sento di dire questo perché c'è il comitato Romea e Ferrovia che continua a punzecchiarmi. Non è che la gente è contro i comitati, ci sono ingegneri in ANAS, ci sono ingegneri al Ministero, ci sono ingegneri in regione, abbiamo ingegneri in comune, non è che abbiamo bisogno del comitato che ci venga a dire che la Romea non è più rispondente alle necessità del volume di traffico attuale. Ecco, lo vediamo tutti i giorni. Io percorro la Romea dal 1992. Per fortuna non ho mai fatto un incidente, mi sono fermato tante volte in Romea per prestare soccorso, però ripeto, la strada non ti taglia la strada. Ecco, gli incidenti succedono perché c'è disattenzione, perché prendi un colpo di sonno, perché sei mezzo ubriaco, perché. Quindi l'errore umano c'è sempre, o magari un danneggiamento, magari un qualcosa di meccanico che ha fatto uscire di strada magari una macchina, una gomma, non so, qualche problema di mezzo, insomma, ecco. Però, ripeto, gli incidenti ci sono perché ci sono i motivi. È chiaro che poi c'è l'incidente, si formano colonne polemiche, ecco. Però se quella persona magari o quelle persone o non prestavano attenzione, non si distraevano, c'è sempre l'errore umano anche dietro l'incidente. Ecco, quindi ripeto, la Romea sappiamo che ha bisogno di un nuovo tracciato, però abbiamo detto ad ANAS di continuare ad investire quelle risorse che erano state destinate per la messa in sicurezza della Romea, quindi partirà anche la rotonda di Valli, però ho chiesto prima di chiudere i cantieri sui ponti, ecco, perché non possiamo avere il cantiere alla rotonda di Valli, il cantiere sul ponte qua, il cantiere sul ponte Fossetta, se no è veramente diciamo, un cantiere continuo. Con Angelo Mancini abbiamo chiesto anche di finire questi lavori sui ponti prima dell'estate, quantomeno di far trascorrere l'estate tranquilli, altrimenti c'è l'esodo dei turisti che è insomma, una penitenza, insomma, arrivare a Chioggia, quindi la gente poi è disincentivata a venire nella nostra località balneare, quindi c'è bisogno di chiudere i cantieri prima dell'estate.